Nel presupposto che comunque la volontà di dare un sostegno forte a un candidato come Lucio, che qui accanto a me, molti di voi già lo conoscono, è un consigliere regionale uscente, la sua esperienza e il suo lavoro in questi anni lo hanno permesso di caratterizzarsi sia nell'attività legislativa che nell'attività politica, nella nascita del Partito Democratico. E io sono felice di poterlo presentare e di poter essere qui a dargli manforte. Gli lascio subito la parola e quindi Lucio, a te. Intanto prometto che sarò molto più breve di Piero Fassino, che naturalmente Piero è un leader nazionale e credo abbia fatto bene a tracciare un quadro generale dello stato della politica nazionale e credo abbia dato un contributo molto importante questa sera per capire dove andiamo, quali sono le sfide che abbiamo di fronte, qual è lo sforzo che dobbiamo fare tutti assieme da qua al 28-29 di marzo. Io me la cavo intanto prima di tutto ringraziando chi ha organizzato questa splendida serata, Matteo, Marcello Basso, Laenza Rio. Ecco, facciamo un applauso a chi gli altri, insomma. Poi voglio ringraziare e volevo anche salutare in modo particolare la Sara Moretto, che è qua. Lei è candidata a Portogruaro, bisogna ricordarlo. Abbiamo questa grande opportunità di dargli, ognuno di noi può avere qualche conoscente o proviene da Portogruaro o ha qualche amico in quel territorio, dobbiamo dargli una mano perché credo che la sua elezione a Portogruaro aiuterà sicuramente il sindaco e il centro-sinistra a vincere in quel territorio. Finalmente avremo sicuramente una nostra consigliera che potrà portare un contributo importante di conoscenza del suo territorio. Dopo finisco per ringraziare i due sindaci che ci hanno onorato della loro presenza, Luigino Moro che purtroppo è andato via perché aveva il figlio, ecco, che giustamente doveva rientrare perché domani va a scuola, e Marco Geromì, che lo ringrazio, che è qua presente. Veloci in questi anni, intanto l'aveva già detto bene Piero Fassino, la Lega e il centrodestra hanno governato questa regione, l'hanno governata da 15 anni, la Lega la governa assieme a Galan da 10 e se tante delle questioni che sono in piedi e che toccano la vita sociale, economica di voi tutti, di noi tutti, dipendono nel bene e nel male da come hanno governato questa regione. Voglio ricordare alcuni passaggi importanti. Noi siamo l'unica regione in Italia che non ha uno statuto che la regoli. Siamo una regione che non ha un piano sociosanitario e credo che questo sia un territorio invece che avrebbe bisogno di avere risposte certe sui temi della sanità. Le fughe verso territori in regioni vicine, la qualità delle risposte che vengono date, la messa in discussione anche di una rete di ospedali e una presenza qualificata su questo tema la dice lunga, anche in questa realtà su come sui temi sanitari e sui temi sociali questa regione non abbia svolto bene il proprio lavoro. La seconda questione importante che prima Piero diceva, il tema ambientale. Questo è un altro territorio molto sensibile, problemi legati al turismo, alla qualità delle attività agricole, imprenditoriali che ci sono, ci dicono che dobbiamo avere una regione che non ci porta il nucleare. E voglio ricordarvi a tutti che siamo anche qua purtroppo, Pallarino di Coda, con una regione che non ha un piano energetico.
a Roma vogliono decidere di fare la centrale nucleare o nel Veneto o a Monfalcone, comunque in questo territorio, senza che ci sia un piano energetico che punta sulle fonti rinnovabili, su tutte quelle iniziative che in tanti paesi d'Europa hanno prodotto non solo una qualità ambientale più adeguata, ma soprattutto hanno prodotto nuovi posti di lavoro. Basti pensare in Germania e in tante altre realtà del nostro territorio. Questa è una regione che in questi ultimi anni purtroppo sta vivendo una crisi economica molto importante. In passato si pensava che il tema della disoccupazione nel Veneto non esistesse. Oggi stiamo crescendo, purtroppo abbiamo un indice di cassa integrazione che è aumentato dall'anno scorso a quest'anno del 560%, ci sono aziende anche in questo territorio che stanno chiudendo, che hanno grosse difficoltà per mantenere i propri livelli occupazionali, dovuto da una crisi internazionale, ma dovuto anche al fatto che nel Veneto non ci sono tutte quelle strutture finanziarie per sostenere la piccola e media impresa della nostra realtà. Bortolussi di questa battaglia ne ha fatto un punto cardine per dire quali strumenti mettiamo in campo per rispondere a queste sfide. Tra l'altro giustifico Bortolussi che non è presente questa sera perché anche lui ha corso assieme a Fassino su una serie di iniziative, però ha dovuto andare a Verona, e Verona e questo territorio sono territori lontani e purtroppo non ce la farà ad essere presente. Avrà sicuramente qualche altro momento per